Amici della Milano Football Cup, buonasera! Sembra ieri, il Manzoni batteva il Vittorini per 2-0 vendicando la sconfitta in finale di un anno fa. Sono però passati 41 giorni e siamo quindi arrivati alla fine di uno splendido viaggio. Tranquilli, anche la fine ne fa parte, soprattutto se si parla dello sport più bello del mondo. Benvenuti da Gabriele Dattoli all'SD Aprile 81 per la finale della Milano Football Cup. Virgilio e Vittorio Veneto, due squadre dai percorsi analoghi, partenza non entusiasmante per entrambi ai gironi ma qualificate alla seconda giornata. Difficoltà ai quarti per il VV, non per il Virgilio e per la Viola, 4-1 al Tito Livio e tripletta per il classe 2008, unica incongruenza, semifinali in scioltezza e adesso la finalissima, la Viola contro Mozzon, Campaner contro Spera, Faranda e Mirarchi, Ferrazza e Massara, ma soprattutto 11 contro 11, due squadre organizzatissime con due curve splendide a fare da cornice. Leggiamo le formazioni partendo dal Vittorio Veneto in maglia bianca con Faranda tra i pali, Borsatto e Gencarelli due terzini, Guastone e Ferrazza i centrali, Campaner, Quaretti e Capocchiano per il centrocampo, Abbaterusso, Mozzon e Mercuri il tridente per questo 4-3-3. Risposta del Virgilio in maglia rossa con un 4-2-3-1 con Mirarchi tra i pali, Rossi, Dadda, Massara, Dossena da sinistra verso destra, Bugada e Spera davanti a loro quattro, la Viola, Mirarchi e Spadoni dietro all'unica punta, il capitano Merino che andrà a sostituire De Botton, che si è infortunato gravemente poco prima della finale, quindi non sarà della partita. Fischia Pandolfi, iniziano gli ultimi 70 minuti della Milano Football Cup. Rossi riceve il pallone, controlla subito duro Mozzon, Mirarchi corto da Spera, ancora Mirarchi, lungo, Bugada, Spera, alza sempre dalle parti di Rossi, che poi va verticale, palla che si impenna, mette giù Merino, la Viola riesce a mettersi proprio in calcia, alto di poco, prova ad infiammarsi il numero 14, calcio d'angolo per il Virgilio battuto corto dove c'è Massara che va verso il fondo, lo ottiene, cross basso, poi palla che rimane lì, libera il Virgilio, arriva Spadoni, deviato, Faranda dice di no. Rimessa laterale interessante per Borsatto, che va direttamente in area di rigore dove c'è Mozzon che spizza, Abbaterusso mette giù e sceglie il miglior momento per sbloccarsi e sblocca anche la finale. Non aveva ancora segnato Alessandro Abbaterusso e trova il momento migliore per incendiare la sua curva. Rivediamo, rimessa con le mani di Borsatto, non inquadrato da questa angolazione, però la palla è giusta dove Mozzon riesce a toccarla quel tanto che basta per farla diventare buona per Alessandro Abbaterusso, che trova il varco tra i difensori e il portiere, la palla in porta. 1-0 Vittorio Veneto, sbloccata così la finalissima. Gencarelli di tacco, Quaretti, acrobazia folle del capitano, poi Capocchiano in qualche modo la tocca, credo Bugada, e quindi sarà calcio d'angolo per il Vittorio Veneto. Cross di Quaretti, Gencarelli, palla che rimane lì, Gencarelli come in semifinale, fa 2-0 per il Vittorio Veneto. E allora la partita adesso diventa davvero complicata per il Virgilio, fotocopia della situazione di poco fa che aveva visto protagonista Abbaterusso. Calcio d'angolo stavolta, non rimessa laterale, Gencarelli in acrobazia, forse con un gioco pericoloso, la palla però rimane lì e in buca d'angolo da terra fa 2-0 Gencarelli. Rivediamo, allora cross, Gencarelli tenta la rovesciata, chiedono anche i giocatori del Virgilio una situazione di gioco pericoloso, ma è 2-0. Rinvio dal fondo per il Virgilio, Mirarchi da Massara, verticale dove c'è Spera, di prima, buona l'apertura, poi palla verticale dove Spadoni può controllare, ancora da Spera, d'esterno, Spera, buono il controllo, zona tiro per il numero 6, guarda la porta e calcia sul fondo, buona iniziativa del numero 6 in maglia rossa, protagonista qui, lancio lungo, Gencarelli per un attimo, poi la Viola a lottare, la palla che si impenna, ancora buona
per Borsatto, che però se la fa sottrarre da Merino. Spalle alla porta, Borsatto spinge, Pandolfi fischia, calcio di punizione per il Virgilio. Ovviamente è già sul pallone Massara, un po' defilato. Va comunque in porta! Splendido! Massara! 2-1, la riaperta il Virgilio con il suo uomo migliore. Il difensore dai piedi buoni che batte tutti i calci piazzati. Si incarica anche di quello più pesante. Infatti qui vediamo Bugada defilarsi perché la punizione è del numero 2, che mira proprio dove il pallone arriva. Traversa rete. È una perla quella del numero 2. 2-1, il Virgilio ha riaperto una finale che fin qui è splendida, come il gol di Massara. Quaretti, lancio lungo dalle parti di Mozzon che lotta, fischia 2 volte Pandolfi, tutti a bere qualcosa e a rinfrescarsi le idee. 1-2 il risultato, in vantaggio il Vittorio Veneto. Vittorio Veneto che darà il via al secondo tempo. Quaretti per Campaner, 2-1 il punteggio. Campaner va lungo, palla che passa in qualche modo, però non ci può arrivare nessuno, quindi sarà rimessa dal fondo per Mirarchi. Con le mani il Virgilio, palla dalle parti di Laviola, che riesce a passare in qualche modo, si mette proprio Laviola, poi lotta, rientra, poi mette le cross con il destro dove c'è Merino, la palla in porta, ma non è d'accordo l'arbitro Pandolfi, è calcio di punizione per il Vittorio Veneto. Ha spinto Merino, sta mimando Pandolfi. E adesso giro palla del VV, verticalizzazione, chiude e può ripartire il Virgilio con palla per Bugada. Interviene però Mercuri, bella la giocata del numero 7 che ne salta uno, ne salta due. Adesso è zona tiro, preferisce aprire dalle parti di Abaterusso che rientra sul destro e calcia esterno della rete, ma c'è stata deviazione. Calcio d'angolo, Vittorio Veneto che ha un passo dal 3-1. Rimessa dal fondo VV, Faranda per Ferrazza, sguardo in avanti e lancio lungo, dove però per primo arriva Dadda che poi lotta. Mozzon mette giù, si mette in proprio, abbassa la testa, prova ad andare in area di rigore. Mozzon di forza, messo giù, è palla secondo il direttore di gara, poi libera l'area di rigore Bugada. Andiamo a rivedere. Mozzon, come dicevo, abbassa la testa, punta Rossi, lo sfida, vince il duello fisico, forse strattona anche il numero 3 che infatti cade. Poi interviene duro Dadda, però è giusto, secondo il direttore di gara è pallone e la chiamata è corretta. E allora rimessa laterale Vittorio Veneto dall'altra parte. Capocchiano con la testa, riesce a spizzare dalle parti di Mozzon che mette davanti il fisico a Rossi. Va via Mozzon, è velocissimo, ne ha saltati 3 grazie alla sua velocità, però poi gli tagliano la strada in modo regolare e quindi libera il Virgilio, ma solo per un attimo, perché c'è ancora Capocchiano che ancora ha energie. Infatti mette il cross, buono, la palla rimane lì, Mozzon in controbalzo, sfiora la traversa e in palleggio il Virgilio, prova ad abbassare la testa, la Viola spinge e poi sarà rimessa, anzi no, la tiene in campo il Vittorio Veneto. Allora c'è dall'altra parte sempre il solito Pietro Mozzon che punta, prova a rientrare, Mozzon incontenibile, si appoggia, Pintus non calcia, poi sì, ma risponde Mirarchi. Rinvio lungo, Rossi per primo, poi lotta a centrocampo, palla che passa, si sta facendo vedere Archipov largo, il pallone per Pintus che punta e poi lascia alla sovrapposizione del terzino che la mette morbida, è tutto solo Alagna, mette giù Alagna, non calcia, poi sì, cala il tris il Vittorio Veneto e si toglie la maglia mostrandola alla curva ovest Alagna, perché probabilmente è game, set e match e probabilmente la Milano Football Cup sarà alzata dal capitano Quaretti e non da Merino. Rivediamo, cross sul secondo palo dove stanno arrivando sia Alagna che prova a coordinarsi, però Campaner praticamente glielo impedisce, riesce comunque a stoppare Alagna, finta il tiro
ingannando anche me. Poi con il mancino in buca sul primo palo, un giocatore splendido, però a causa del tridente pesantissimo del Vittorio Veneto non ha mai giocato da titolare, non ha mai avuto lo spazio che probabilmente avrebbe meritato. Per un giocatore dalle qualità altissime, lo ha dimostrato anche in questa finale, segnando un gol pesantissimo con tutta la difesa del Virgilio sulla riga della porta. Riesce comunque a insaccare. Guardate qui, che cornice regala la curva del Vittorio Veneto, così come quella del Virgilio alla Milano Football Cup. È 3-1 il punteggio. Rimessa laterale, battuta corta, 1-2. Poi cross, dove può arrivare la Viola, anticipato, occhio perché arriva Rossi! Sfiora il palo, sfiora il gol, ancora 3-1. Faranda dal fondo, probabilmente ultimo giro d'orologio, che invece scade qui. Sul rinvio di Faranda, è festa grande all'SD Aprile 81 per gli uomini in maglia bianca e per il loro pubblico. 3-1 il punteggio. Come detto in apertura, la finale fa parte del viaggio. E che finale è stata? Vince il Vittorio Veneto, ma ne esce a testa alta il Virgilio, che potrà riprovarci l'anno prossimo con una squadra più consapevole e matura.